Alle 7:26 di lunedì 31 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, divieto di carne e uova per 80.000 palermitani causa diossina, ancora caos a Fontanarossa a 15 giorni esatti dall'incendio al Terminal A, e poi come va la differenziata a Catania e come va anche la sporcizia, naturalmente alimentazione, celiachia e cibi integrali. Tutto questo a Buongiorno Sicilia oggi, ma anzitutto la notizia di poche ore fa di un incidente stradale molto grave, 2 morti, 4 feriti, 2 dei quali molto gravi, sulla Caltanissetta Gela nel tratto di Capodarso. Si sono scontrate 3 macchine. Dunque, dicevamo, a distanza di 15 giorni dall'incendio a Fontanarossa c'è ancora il caos più totale, passeggeri ammassati, senza informazioni, strutture approssimative, a volte sotto il sole, lo abbiamo documentato fino a ieri sera. Pesanti naturalmente le ricadute sul turismo e sull'immagine di Catania. È uno schifo totale, guarda, veramente. Mai più in Sicilia, ci hanno rovinato le vacanze. A 2 settimane dall'incendio la situazione a Fontanarossa non è cambiata. I passeggeri continuano a vivere un'odissea, persone e bagagli ammassati in attesa di notizie che non arrivano. Occhi fissi sul tabellone, l'unica fonte di informazione per chi deve partire dall'aeroporto internazionale di Catania. Speriamo che si parte, speriamo, chi lo sa. È pure difficile avvicinarsi lì per capire se dobbiamo fare il check-in o non dobbiamo fare il check-in, non c'è scritto niente sul tabellone. Nessuno vi dà informazioni? Io non riesco a capire a chi chiedere. Dobbiamo aspettare dei ragazzi che arrivano da Napoli alle 4:35, e l'autobus dovrebbe partire alle 5 meno un quarto. Il condizionale è d'obbligo? Infatti, e non sappiamo se arriveranno in tempo. Speriamo sia puntuale perché è l'unico che manca verso Roma Fiumicino. Chi dorme, chi legge, chi cerca notizie sul cellulare e chi preferisce fare una partita a carte. Tanto sono lunghi i tempi di attesa, troppo caldo nella tensostruttura nonostante l'ambiente condizionato e all'esterno pochi posti a sedere. Questa donna spagnola in gravidanza attende in piedi, non trova posto, è stanca. Passeggeri disorientati, stremati, piegati da troppe ore di viaggio. 4 ore per arrivare da Bergamo. Siamo partiti con 2 ore di ritardo, E arrivati qui cosa è successo? Abbiamo aspettato quasi mezz'ora sull'aereo per darci i bagagli. E in questa situazione di estremo disagio c'è anche chi ci specula, come è accaduto a questi ragazzi. Sì, siamo arrabbiati perché il costo del pullman in teoria sarebbe 6,20 € e facendo il conto siamo 5 compagni, sono 31 €. Quando siamo andati lì cos'è che ci hanno chiesto 38 €? 38 €. Per fortuna a rifocillare la gente ci pensa la protezione civile del gruppo Agesci. Almeno li rinfreschiamo con un pochettino d'acqua, questo sì, che viene data appunto dal Dipartimento di Protezione Civile regionale gratuitamente e la stiamo dando a tutti. Tra i passeggeri c'è chi ha definito questa situazione roba da terzo mondo e il disagio permane senza una data che annunci il ripristino totale dello scalo. Avete sentito? Non riesco a capire a chi chiedere e poi deve intervenire la protezione civile, roba veramente difficile da credere. Ma adesso passiamo all'altra faccia degli incendi, il pericolo diossina a Palermo. Il sindaco La Galla ha emesso un'ordinanza che vieta carne e uova per 80.000 persone, quelle che abitano più o meno nell'area di 4 chilometri dalla discarica di Bellolampo, ma anche in altre zone dove ci sono stati altri fuochi, altri incendi a Palermo tra il 24 e il 25. Vediamo. Da Bellolampo a Borgonuovo, da Cruillas al CEP, da Contrada in Serra fino alla provincia della città, il paese di Torretta, parte del comune di Capaci, Isola delle Femmine. Sono i territori del palermitano coinvolti nell'allarme diossina scattato dopo le verifiche dell'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, sulle emissioni inquinanti dovute agli incendi che hanno devastato buona parte della città e della provincia di Palermo dalla sera di domenica 23 luglio scorso fino a tutto martedì 25. La diossina è stata rilevata dalle centraline ARPA ed è probabilmente frutto principalmente dell'incendio della discarica di Bellolampo che ha bruciato anche oltre martedì, ma non soltanto di quello. Le fiamme hanno devastato infatti vaste aree intorno a Palermo. Ci sono zone della città dove i livelli di diossina hanno raggiunto 9 volte la normale concentrazione di un centro urbano. Adesso l'aria è pulita e respirabile, i problemi restano però per gli alimenti dove si potrebbe essere depositata la diossina. Il comune dunque corre ai ripari, lo fa con un'ordinanza urgente firmata ieri sera dal sindaco Roberto La Galla
galla, dopo parecchie pressioni anche delle associazioni dei consumatori in questo senso. I veterinari dell'ASP controlleranno adesso le mandrie che vengono allevate in alcune delle zone interessate e il latte da loro prodotto. Verifiche che dureranno da 4 a 7 giorni, mentre il richiamo alla prudenza vale per 2 settimane nell'ordinanza. Nel frattempo, divieto di vendita di carne, latte e uova prodotti nell'area coinvolta dalle emissioni. Un cerchio di 4 km che va da Palermo fino alla provincia nord, quindi a Isola delle Femmine e Capaci. Attenzione anche a frutta e verdura che vanno lavate bene prima di consumarle. I controlli a tappeto invece saranno effettuati nell'area della città e della provincia coinvolta, non in altre zone. Solo dopo cesserà l'allarme e con esso il divieto di vendita e i consigli prudenziali al consumo fin qui diramati. E adesso con Angelo Gagliano vediamo cosa dicono su questo e non soltanto su questo i quotidiani nazionali. Allora, noi partiamo proprio dalla vicenda di Ossina, lo facciamo con il giornale di Sicilia in prima pagina. Di Ossina, scrive il giornale di Sicilia, firmata l'ordinanza, latte, carne, uova, così i divieti, l'emergenza a Palermo dopo gli incendi a Bellolampo, l'ARPA subito controlli sul suolo, la misura soltanto per gli alimenti prodotti entro 4 km dalla discarica. Questo scrive il giornale di Sicilia, le pagine interne adesso della Sicilia di Catania e poi vedremo il resto delle altre notizie. L'allarme a Palermo, rischio di Ossina, attenti al cibo e pulizia nelle strade contaminate, scrive la Sicilia, almeno sino a Ferragosto quasi 80.000 persone a Palermo e nei comuni limitrofi di Torretta e in parte di Capaci dovranno fare molta attenzione a cosa, come mangiano, perché ritenute più esposte al rischio di Ossina. Questo in sintesi quello che riporta stamattina la Sicilia nelle sue pagine interne. Allora andiamo a vedere le prime pagine, cominciando proprio dalla Sicilia di Catania, che ha 3 notizie in primo piano. Intanto la galleria della A18, la riapertura a tempo, perché a Letoiani i lavori andranno avanti sino a ottobre, viabilità, incendi, caos, voli, estate d'inferno per la Sicilia. Questo è la sintesi di questa, ma è anche drammatica, permettimi di aggiungere, di questa mattina per la Sicilia. E allora, poi le 2 foto, da una parte da soli contro gli incendiari, un'imprenditrice ha subito 3 incendi, pretendiamo, dice, la condanna dei criminali e ci dicano chi ha responsabilità. Dall'altra parte ci sono sviluppi nuovi per quanto riguarda la vicenda dell'aeroporto, perché emergono delle nuove verità sulle cause del rogo che ha bloccato Fontanarossa. Il sistema è in crisi, la denuncia del SIAP. Vediamo allora quali sono queste novità che riguardano proprio Fontanarossa, perché evidentemente ci sono delle nuove, c'è un'evoluzione nel rogo nello scalo. Il fumo trovò sfogo negli uffici di un autonoleggio, poi l'allarme di una dipendente, dalla ricerca del manutentore dell'impianto elettrico alle altre criticità. Ci sono le recenti segnalazioni del SIAP. Leggiamo qualche cosa in più rispetto a quello che scrive per l'appunto Concetto Mannisi. Ecco qua. Altro che stampante. L'incendio all'aeroporto di Catania è stato provocato da un cortocircuito. È vero, ma non a causa della vecchia unità periferica presente in un ufficio, bensì soltanto, ma manca soltanto l'ufficialità, di alcuni cavi in sovraccarico che scorrevano sotto l'aerostazione, passando nello specifico sotto un'agenzia di autonoleggio. Questa sarebbe insomma la situazione della Sicilia che si sta delineando. Il lasso di tempo fra la telefonata pervenuta al 112 e l'intervento dei soccorsi appare ampio per la circostanza, quindi probabilmente è passato del tempo. Un po' di tempo. Questo per la vicenda legata all'aeroporto di Catania. Poi la carambola mortale, questa è una notizia di cui abbiamo parlato prima, sulla 626, 2 le vittime, 4 feriti, forse una manovra azzardata, poi lo scontro in cui hanno perso la vita Giovanni Fossili e Arianna Ceccarelli, ma ricordiamo che tra i 2 feriti ce ne sono 2 che sono molto molto gravi. Poi segnalo questa notizia che stamattina viene riportata proprio dalla Sicilia. Orrore a San Matteo, accoltella donna, poi filma e posta la sua agonia su Facebook. Sono notizie che ogni giorno praticamente lasciano davvero senza parole e sono agghiaccianti queste notizie. Restiamo ancora sulla Sicilia, ci sono 2 notizie che riguardano direttamente
Intanto il reddito di cittadinanza, perché Palazzo Chigi difende il no, noi scegliamo di tutelare i fragili, c'è un braccio di ferro, la CGIL accusa, centinaia di migliaia di cittadini resteranno senza sostegno. A Napoli, questa foto si riferisce a Napoli, i potenziali offering del reddito di cittadinanza sono 21.500, monta la protesta come in tutta la Campania, alle 10 ci sarà praticamente una manifestazione, un corteo, ma riguarda anche la Sicilia, perché il dato dice che, i dati dicono che ci sono 11.000 percettori di reddito a Palermo, 9.000 a Catania, quindi 20.000 solo in queste due città. In queste due città in Sicilia. E poi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi a proposito delle scadenze fiscali, c'è il pressing adesso di Lega, di Forza Italia su una proroga, prorogare le scadenze fiscali che sono previste per oggi di almeno 3 settimane, dal 31 luglio al 21 di agosto. Si devono sbrigare perché è oggi che però scadono. Non solo, attenzione, nei territori che sono stati colpiti da maltempo oppure dagli incendi, ma in tutta Italia per tutti i contribuenti chiamati proprio alla cassa. Questa è una richiesta che viene fatta da due partiti di governo, cioè da Lega e da Forza Italia. Non possiamo che applaudire, naturalmente. Si respira, in qualche modo cercheremo di... Vedremo, Esattamente. E poi, ne abbiamo parlato prima, l'agricoltura non paghi la superficialità politica, soli contro gli incendi. A parlare una produttrice, Francesca Oliva: ho subito 3 roghi e dopo il primo ho pensato di vendere, ma poi ho capito che avrei fatto il loro gioco. Quindi in qualche modo c'è una denuncia forte. Coraggiosa. Dove ha la sua campagna? Nel catanese, questa Francesca Oliva? Pare di sì. Pare di sì. Adesso vediamo un attimino di eccola qui, roghi dolosi, l'industria del fuoco, la regia delle cosche fra pizzo e speculazione. Solarino, diciamo, non siamo proprio nel catanese, siamo nel siracusano. E poi ci sono altre notizie che arrivano da Enna, questa volta bruciati il portone di Palazzo Pennisi, di Floristella e il bosco vicino, quindi di incendi si parla, si continua a parlare questa mattina. Queste le pagine interne della Sicilia. Adesso torniamo sul giornale di Sicilia, perché ci sono altre notizie. Come vedi, in primissimo piano c'è il reddito stop record in Sicilia. Siamo la regione con il maggior numero di assegni sospesi, 37.600, questo è il dato complessivo. 37.600. Il governo tira dritto ma precisa: gli aiuti confermati per gli anziani, gli invalidi e le famiglie con minori a carico. E poi altri dati. Nel napoletano 21.500 senza l'indennità, sale la protesta. Trapani e Agrigento rispettivamente a quota 3.144 2.986, l'ultima in Italia è Bolzano, appena 29. Solo 29 richieste di reddito di cittadinanza. Poi i pagamenti di luglio, o comunque sono 29 quelli che saranno sospesi. Fisco, Lega e Forza Italia spingono per la proroga delle scadenze, lo abbiamo già letto prima. Una notizia di cronaca: pescatori tunisini che hanno ne abbiamo parlato ieri. Che novità ci sono? Vediamo. Per gli assalti ai 4 barchini sono stati 4 arresti, contestato il reato di pirateria. Il ministro Piantedosi parla di criminali senza scrupoli, l'indagine della procura. Ma pigliare i migranti è veramente diabolico, cioè quei poveracci che in fuga e loro li rapinano. E poi abbiamo un altro paio di notizie. Intanto le tensioni, il golpe, il Niger, i militari filorussi contro i francesi. Questa è un'altra area in cui in ebollizione, molto seria. Molto seria questa storia. Caltanissetta, l'abbiamo già detto, scontro fra 3 auto sulla statale 626, sono 2 vittime e anche 2 feriti gravi, complessivamente i feriti sono comunque 4. Come sempre il giornale di Sicilia in prima pagina ha un richiamo allo sport, in modo particolare al lunedì. Il Palermo che è in ritiro, Brunori fa gol, però c'è tanta fatica, con Legnago è finita
1-1 e poi la Serie A c'è il tormentone Lukaku, ora dice niente Juve, la Formula 1 è solito, ormai non si può più fermare, Verstappen è senza rivali, però insomma c'è una luce tenue in fondo al tunnel perché Leclerc con la Ferrari alla fine è riuscita a piazzarsi terza sul gradino più basso del podio, in qualche modo insomma probabilmente adesso siamo alla sosta perché la Formula 1 a metà estate si ferma e quindi forse ci sarà tempo per recuperare. Adesso siamo sulla Gazzetta del Sud, il Palagiustizia, c'è una svolta storica, Messina c'è una delibera per l'acquisto di 2 edifici di via Garibaldi destinati agli uffici del civile, quindi insomma la giustizia civile potrebbe avere una nuova sede a Palermo, sì. E intanto la nuova Piazza del Popolo sarà inaugurata nella fine settimana. E poi ancora a Taormina esplode la polemica sul salva Taormina a costi insostenibili per l'asilo comunale. L'iscrizione passa da 15 a 100 euro mentre le rette vanno da 100 a 400 euro nonostante nessun aumento dei servizi. I cittadini sono infuriati e l'opposizione va all'attacco. In questo momento ci sono problemi evidentemente per il sindaco Cateno De Luca. Ma questa segnatela perché De Luca sarà il nostro ospite tra poco. Ci deve parlare dell'aeroporto di Fontanarossa perché ha preso un'iniziativa a livello parlamentare a Roma. Ma già che ci siamo gli chiediamo questa storia qui, i costi insostenibili all'asilo, cioè, vediamo. E poi il reddito di cittadinanza, che è la notizia del giorno, l'ira dei sindacati, il governo tira dritto e rivendica comunque tutelati i più fragili. Landini, che è il segretario della CGIL, un'assurda sforbiciata che ferisce 169.000 famiglie e riflessi sulle politiche sociali. Poi ancora il fisco, la proroga delle scadenze, Forza Italia e Lega fanno pressing e quindi un po' da tutte le parti, su tutti i giornali si continua a parlare di questo tema. Il golpe in Niger al grido viva Putin, dimostranti davanti all'ambasciata francese con bandiere russe. Si parla anche di clima, all'Antartide manca un pezzo che è grande quanto l'Argentina, scomparso praticamente il ghiaccio, ed certamente non è una storia che ci fa stare sereni questo. E poi la cronaca, moto contro un guardrail, muore un quarantenne sull'asse viario in direzione di Marina di Patti e quindi c'è ancora sangue, troppo sangue sulle nostre strade. E c'è una notizia che rimbalza stamattina su diversi quotidiani perché i migranti che sono morti in mare di Cutro, c'è un giallo sull'elicottero, parlano 3 superstiti, raccontano della presenza, dicono sopra di noi diverse ore prima della strage passò un elicottero bianco e rosso. Che però è stato smentito. Vedremo nelle prossime ore le indagini della magistratura che, come sapete, ha aperto un'inchiesta sulla strage di Cutro e anche le inchieste dei giornalisti. Ci possiamo fermare qua? Qui, sì. Fermiamo qui per quella siciliana, facciamo una breve pausa, tra poco i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia, state con noi. 7:47, adesso andiamo subito in collegamento con il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Eccolo qua, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. La rassegna stampa nazionale la faremo subito dopo. Sindaco, lei ha una percentuale molto forte di sostegno in Sicilia, il 13,6%, 250.000 voti e passa. A livello nazionale ha una percentuale molto più ridotta che supera di poco l'1%, però la sua senatrice Daphne Musolino si è fatta protagonista di una iniziativa che riguarda questa incredibile vicenda, 2 settimane dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Di che si tratta? Ce ne vuole parlare, Sindaco? Ma guardi, si tratta di un'iniziativa di buonsenso che contiene 2 aspetti importanti. Il primo, intanto, istituire una commissione di indagine, perché la vicenda della SAC è paradossale e nello stesso tempo inquieta. E per quanto riguarda l'altro aspetto invece è vedere un piano di gestione dell'emergenza su base regionale, perché quello che è successo alla SAC di Catania potrebbe succedere anche nell'aeroporto di Palermo. Cosa è emerso da questa vicenda? Che la Sicilia non ha un piano complessivo per gestire una emergenza
in un solo aeroporto, figuriamoci se accade l'imponderabile. E quindi con un solo senatore, e questo dimostra che spesso non è una questione di quantità ma di qualità dell'azione parlamentare, il Senato all'unanimità, quindi e con il benestare del governo, ecco l'altro elemento importante, e questo capita raramente. Che cosa ha fatto il Parlamenti. Senato all'unanimità? Ha approvato la mozione presentata dalla nostra senatrice Daphne Musolino e l'ha approvata con il parere positivo del governo Meloni. E che Quindi prevede la mozione, scusi? prevede l'istituzione di una commissione di indagine. Quindi ci sarà una commissione che indagherà sotto il profilo amministrativo per quanto riguarda la vicenda dell'incendio dell'aeroporto di Catania. Che vuol dire amministrativo? Scusi Sindaco, perché amministrativo e non complessivo? Non capisco. Beh, la differenza è che le indagini di natura penale eventualmente le fa la magistratura. La magistratura, ho capito. Quindi il tema qua è amministrativo politico, cioè la verifica se ci sono state delle responsabilità che sotto il profilo degli organi politici hanno generato quelle che magari potrebbero essere delle situazioni. Naturalmente voi siete convinti di sì, naturalmente poi di... No, non è una questione di convinzione, è una questione che di fronte a una dinamica che ancora non si sa quando comunque avrà un riscontro pure definitivo, perché gli annunci della riapertura sono stati tanti, però noi ancora non è che abbiamo l'idea di quando effettivamente riaprirà l'aeroporto. Io so soltanto in questo momento i danni che stiamo subendo, le conseguenze che si sta cercando di gestire e ovviamente un danno irreparabile dal quale non si sa quando si avrà un ristoro complessivo. L'altro punto importante della mozione è quella di definire, anche qui previa verifica, un piano di gestione dell'emergenza su base regionale e quindi servono per questi piani naturalmente di prevenzione fare lo scenario di guerra, come si dice tecnicamente, e nello scenario di guerra, cioè la chiusura in questo caso dell'aeroporto di Catania piuttosto che Palermo, come il sistema aeroportuale siciliano è in condizioni di assorbire queste dinamiche. Certo. Che impressione le stanno facendo le immagini che stiamo mostrando e le voci che stiamo trasmettendo in questi giorni nel nostro telegiornale, Sindaco? Guardi, è ovvio che qui le questioni sono molteplici. Io quello che tutta questa vicenda non ho veramente ancora compreso e come da una situazione ben circoscritta si sia causato un danno talmente ampio con effetti a domino che hanno realmente messo in ginocchio tutta intanto la Sicilia orientale. Noi su Taormina credo che abbiamo già toccato un 50% di disdette. Noi avevamo anche l'evento organizzato il 28 e il 29, la prima festa delle autonomie e dell'equità territoriale, e tutti i partecipanti che provenivano dalle altre regioni hanno disdettato l'appuntamento perché ovviamente si sono ritrovati con i voli annullati. C'è stato addirittura, lo cito così per farvi capire anche la questione, un nostro sostenitore che veniva da Vicenza, ebbene prima di imbarcarsi, era uno dei pochi voli che hanno confermato su Catania, si è trovato dirottato a Trapani. E di conseguenza immaginate che cosa è successo. E qui anche una curiosità, il professore Piepoli, che sì, come no, è un sondaggista importante, conosciamo bene. Era il relatore del nostro convegno il sabato, proveniva da Torino, doveva venire con la moglie, ebbene è stato annullato il volo, si è fatto 12 ore di treno perché ci teneva ad essere presente. Poi abbiamo capito quanto è durato perché. Il suo viaggio in treno di Piepoli? 12 ore. 12 ore. Il professore Piepoli ha 90 anni, per intenderci. Da dove è partito? Da Torino. Da Torino a Palermo, 12 ore, va bene.
da Torino qui a Messina. A Messina, scusi. 12 giorni di treno. 12 Quindi queste sono, diciamo, questioni che ovviamente indignano e ci auguriamo anche che ci sia una conclusione. Io ancora è stata annunciata, mi dicono, dal sindaco ora di Catania, se non ricordo male, che ci sarà riapertura, non so se il 5 o il 7 di agosto. Il 7, il sindaco Trantino ha parlato in televisione del 7 agosto. Io guardi, ho preso la banda musicale di Mazzeo e l'ho prenotata proprio per metterla a disposizione di questo evento. Ecco, mi auguro di non deludere neanche la banda musicale di Mazzeo, che è una frazione di Taormina. Ah, una banda, cioè lei ha organizzato, nel caso l'evento si realizzasse. Esatto, quindi è così, quantomeno proprio per inaugurare il nuovo corso della sala. Vabbè, la sua ironia è molto pungente e efficace, però in effetti lei ha sottolineato un dato, la sproporzione apparente tra un incidente che ancora non è chiarito. Stamattina leggevamo sul quotidiano La Sicilia insieme con il mio collega Angelo Gagliano che non si è trattato, non si sarebbe trattato di un cortocircuito a una stampante, ma di un cavo nei cavi sotterranei. Ecco, la sproporzione comunque tra un evento in ogni caso, diciamo, di dimensioni non bassissime e tutta questa conseguenza per cui ha portato per 2 settimane, diciamo già al 15° giorno, un aeroporto sostanzialmente nel caos, diciamo la parola giusta. Guardi, proprio in queste circostanze, al di là della causa, perché anche in questo caso un cavo ad alta tensione, questo significa che andrebbe anche rivisto come il sistema della realizzazione dell'approvvigionamento energetico nella nostra isola, e qua purtroppo andrebbe aperta un'altra parentesi. Ci è capitato già in altre occasioni di avere a che fare con cavi dell'alta tensione messi a una profondità non conforme, ma questa commissione di indagine serve anche per questo, ecco, perché certo, se c'è un cavo, ecco, in questo caso dell'Enel, che non è conforme a quelli che sono gli standard, è ovvio che al di là della responsabilità della mancata gestione dell'emergenza, perché questo è chiaro, che non ha funzionato il sistema, non ci sono dubbi. La causa ora è un'altra questione e va ricercata, e serve anche per questo, perché una commissione dovrà accertare se c'è anche da parte, in questo caso dell'Enel, una realizzazione di un manufatto comunque non conforme agli standard, perché un cavo dell'alta tensione che passa sotto il sistema aeroportuale, questo onestamente ancora mi inquieta di più. Quindi certo, abbiamo sentito tante questioni su questo, però una cosa è chiara: le conseguenze sono state gestite come dilettanti allo sbaraglio, ed è qui l'altro aspetto che va affrontato per evitare che di fronte a situazioni che si possono purtroppo ripetere per vari motivi ci ritroviamo poi con la paralisi e i danni che stiamo in questo momento. Quindi ripetiamo, così, Sindaco, il Senato ha approvato all'unanimità una commissione di indagine amministrativo-politico su vostra proposta, su vostra iniziativa, che chiarisca la gestione dell'emergenza, la gestione di queste 2 settimane, diciamo, dell'aeroporto, se c'è o no un piano di gestione dell'emergenza a livello regionale. Questo è il quadro. Esatto. Sindaco, mi permetta un'ultima domanda, l'abbiamo letta sui quotidiani un minuto fa, non c'entra nulla con l'aeroporto, ma cos'è sta cosa che avete aumentato gli asili a costi insostenibili, l'iscrizione da 15 a 100 euro, la retta da 100 a 400 euro, ma come mai? Che succede? Ma è semplice, parlare di Taormina che è un comune fallito, l'abbiamo preso al dissesto, significa che tutta una serie di tributi e di tariffe non erano conformi ai costi del comune. Infatti se tu fai fallire l'azienda perché non sei riuscito a fare un piano di entrate conforme ai livelli dei costi di un'azienda, significa che sei veramente scarso. Quindi stiamo facendo semplicemente la revisione di tutte le tariffe in funzione di quelli che sono i costi da sostenere, e soprattutto per evitare
il secondo dissesto, perché ora a distanza di 2 mesi, lo possiamo dire definitivamente, c'è ancora un altro buco di a malapena 18 milioni di euro che va colmato nel giro di pochi mesi, diversamente si arriverà al secondo dissesto. D'altronde io l'avevo già detto che Taormina era stata stuprata politicamente e infatti me l'hanno consegnata in condizioni disastrose, ma questo io lo sapevo e quindi mi sto prendendo la responsabilità di fare quello che andava fatto. Chiudo su questo argomento sottolineando un fatto: non è pensabile che in un asilo nido il figlio di chi magari, chiamiamolo, è povero o comunque non ha grandi redditi paga la stessa retta di uno che è ricco. E questo era uno dei paradossi, per esempio, dei servizi dell'asilo nido di Taormina. Bene, la ringraziamo anche per aver chiarito questi suoi aspetti, poi toccherà naturalmente al dibattito politico lì a Taormina vedere che cosa succederà. Grazie al sindaco Cateno De Luca. Grazie a voi. Ci faccia avere notizie dalla senatrice Musolino per come va questa commissione d'inchiesta del Senato. Intanto adesso con Angelo passiamo alla rassegna stampa nazionale. Allora, cominciamo subito dal Corriere della Sera perché come possiamo vedere ci sono più di una notizia in primo piano. Per quanto riguarda le vicende italiane, rialzi e tensioni su prezzi e tassi, rischi sulla ripresa, vola la benzina, tavolo con il governo e anche con il garante. C'è lo scontro sul reddito, Zaia dice troppe distorsioni, giusto intervenire. La questione insomma è piuttosto animata, il rialzo dei tassi da parte della BCE che rallenta le domande di credito, il calo dell'esportazione degli acquisti, la crescita debole della PIL e poi c'è il prezzo della benzina che come sempre in questo periodo torna a volare. Ci sono tanti timori e rischi sulla ripresa in Italia. E poi ancora, vedete questa foto, quest'ampia foto mostrata dal Corriere. Il Niger, infatti, assalto all'ambasciata di Francia, viva Putin, i manifestanti che sono davvero tantissimi, come possiamo vedere nella foto. Parigi dice siamo pronti a reagire. Questo è un focolaio molto molto serio, molto grave, perché il Niger è un paese che in qualche modo diciamo, controlla sia i flussi diciamo, della gente che vuole andare via, che passano da lì, e ha quindi un ruolo geopolitico, come si dice, importantissimo. Strategico. Allora, e poi sempre in tema di tensioni, di conflitti, attacco con i droni nel centro di Mosca, quindi si intensificano gli attacchi proprio. Ma li hanno respinti questi, mi pare, vero? Sì, però adesso vedremo più avanti, c'è Zelensky che vuole spostare proprio la guerra sul territorio russo, almeno questo sarebbero le sue intenzioni. L'anno orribile, terribile di Prodi, è morto il fratello dopo la moglie, adesso c'è stato un gravissimo lutto per l'ex presidente del Consiglio, e la via della seta, l'addio va discusso anche con Pechino. Sono le parole del nostro presidente del Consiglio intervistato da Fox News, e quindi staremo a vedere entro l'anno, comunque arriverà una decisione. Reddito, leggiamo su Repubblica, è il giorno dell'ira, stop al sussidio. Opposizioni sulle barricate, Conte guerra ideologica sulla pelle dei poveri, il Partito Democratico usano l'algoritmo della cattiveria, i sindaci filo maggioranza, ci saranno turbolenze sociali, prefetture in allarme, si teme l'assalto agli uffici dell'Inps, quindi sarà un'estate calda su questo fronte. Poi il fisco con le modifiche alla PNRR, il governo rinuncia a 15 miliardi, queste sono le indicazioni che arrivano. Manifestanti assediano l'ambasciata di Francia, anche qui ultimatum africano. Sì, perché c'è una coalizione di altri paesi che sono ostili a questo colpo di Stato in Niger, quindi le hanno fatto un ultimatum. Insomma, è un focolaio veramente molto molto preoccupante.
E poi possiamo ancora leggere, come vedete, l'editoriale di Ezio Mauro: la Meloni, gli Stati Uniti e la destra ferma nella terra di nessuno. Questa è la riflessione fatta da Ezio Mauro questa mattina sulla Repubblica. Lasciamo la prima pagina di Repubblica, adesso leggiamo le notizie che arrivano dalla Stampa di Torino. Il reddito di cittadinanza utile solo a prendere voti, questo è il virgolettato. L'intervista è al ministro per i Ciriani. rapporti con il Parlamento Ciriani. E intanto la CGIL minaccia scioperi preventivi, il PD e il Movimento 5 Stelle stanno con gli evasori contro i fragili. Insomma, è una guerra, una dialettica, Uno scontro molto acuto, piuttosto teso. E poi l'allarme sanità, c'è un buco da 15 miliardi. E questo è un altro tema aperto dalla Stampa. Inflazione e contratti scaduti piegano il sistema, salta la riforma della medicina territoriale, il governo è costretto a correre ai ripari, pensa ad una tassa sull'azzardo, Schillaci chiede aiuto al Tesoro, quindi una tassa sui giochi d'azzardo. E potrebbe essere una soluzione. Poi torniamo di nuovo a vedere notizie che arrivano. Ecco, vedi la foto. Sì. Cacciamo i francesi, il Niger assalta l'ambasciata al grido viva Putin, i conti sbagliati sull'Africa. Questa è la riflessione. Mamma mia, Quirico è un bravissimo Chirico. commentatore, uno che ha girato il mondo tante volte. E poi c'è una storia intanto, orsi, cinghiali, lupi e zanzare, quei nostri nuovi commensali. Anche gli orsi. Il racconto di Maurizio Maggiani. Possiamo leggere qualcosina, dai. Sono al mare, nella parte diciamo di mare che mi spetta nelle ferree clausole del contratto matrimoniale, 2 settimane al mare della mia sposa, il miracolo diciamo di socialismo balneare, poi la riflessione che si insomma combattere continua esattamente. E non poi riusciamo a seguirlo, vabbè. E poi vedi il nuovo Twitter, Michele. Sì, eccolo qui, il logo è ne parlavamo la settimana scorsa, sullo sfondo nero di Twitter alla fine è arrivata l'ora X. Però gli uccellini ci sono ancora, i cinguettini Twitter resistono ancora. Il Messaggero: reddito, un assegno, leggiamo subito, per chi prenota la formazione, basterà essere iscritto ai corsi, 350 euro mensili, potrebbe essere una sorta diciamo di escamotage, di compensazione. Va bene. Sul caro benzina si accende il faro della Guardia di Finanza, perché ecco, da qualche giorno al distributore ci sono segnali di notevole rialzo, segnalati alla finanza i distributori che hanno alzato i prezzi oltre i 2 euro al litro. Da domani cartelli agli impianti sulla quotazione media, previste multe fino a 2.000 euro. E poi anche qui Niger, ambasciata francese assediata, donazioni e regali, così gli influencer evadono il fisco. C'è un'indagine delle fiamme gialle sui denari versati alle star dei social con pagamenti digitali. Hai capito? E allora possiamo ancora vedere altra prima pagina, stavolta c'è il Fatto Quotidiano. Il Messaggio: rubano ai poveri per buttare 4-6 miliardi in tank Leopard, quindi praticamente perché si sottraggono. Sono contrari agli armamenti da dare alla Ucraina, vero? Esattamente, altri costi per le armi donate a Kiev. Abbiamo poco tempo, abbiamo poco tempo, allora sodo. Andiamo veloce con il giornale. Reddito e TAV, così la sinistra agita i violenti, cantieri dell'alta velocità, assalto in Molotov, paura per le tensioni sull'assegno grillino. E ancora stavolta leggiamo il titolo di Libero: la Meloni: a sinistra vedo solo marziani. Per i Cirinà la gente non vota PD perché si occupa poco di gay. Secondo Gasman Elli andrebbe forte chiedendo la patrimoniale. E ancora Concita Strighi e Dem lasciano troppo facilmente le poltrone. Sul reddito abolito da 7 mesi i sindaci rossi lo scoprono. Sul Niger non dice niente Libero, no? Sul Niger vediamo un po' nella parte bassa, mi pare di no, invece si parla di pirati assaltano i barconi sulla rotta di Lampedusa. Possiamo leggere anche velocissimo, ti prego. Il tempo di Roma. Guarda, il governo rimedia ai danni del Movimento 5 Stelle, esecutivo al lavoro, il reddito di cittadinanza è solo l'ultima misura grillina
villina smontata da Meloni e compagni. Crosetto ipotizza l'uscita dall'Italia dalla via della sete e voluta fortemente da Conte. L'Unione Europea approva le modifiche al PNRR, è giusto lo stop al super bonus e parte ora l'inchiesta sul Covid, ma intanto vedete Sgarbi, neo sindaco di Arpino, riunisce la giunta in piscina. Uscire dall'acqua che mo c'è giunta. Questa diciamo è la situazione, non so se abbiamo ancora il tempo. Un secondo, guarda, vediamo un titolo oggi che è lunedì di Sport, il bluff di Lukaku, l'attaccante si schermisce con i tifosi e conferma la trattativa, Juve non credo, ma giunto rioffre Vlahovic al Chelsea. Grazie Angelo Gagliano, facciamo un po' di pubblicità e poi passeremo al telecommentari. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:10, buongiorno Sicilia, due ospiti cui diamo il benvenuto, Benedetto Diana che è il referente di Ecocar, Salvo Nicosia, presidente Federconsumatori Catania, quindi non avranno esattamente le stesse opinioni, possiamo immaginare. L'argomento è la differenziata nel lotto sud, che vuol dire, in che zone di Catania? Diciamo tutta la parte che sta a sud di via Acquicella Porto, via Fossa della Creta sostanzialmente. A che quota siamo lì di differenziata? Intorno al 40%. 40%. Ed era quanto si era progettato dal punto di vista dell'amministrazione? Siamo un po' avanti, nel senso che rispetto alla tempistica fissata dal capitolato d'appalto siamo qualche anno in anticipo come obiettivo. Caspita, e a livello cittadino Catania quant'è? Se questo è 40, il lotto sud più o meno? Il lotto nord fa un po' più del 50%, ormai stabilmente da parecchi mesi. Il lotto centro intorno al 30 mi pare che sia. Poi vanno pesati ovviamente perché il numero di abitanti non è lo stesso ovviamente in tutti e tre i lotti. Il centro è quello un po' più critico, che arranca ovviamente. un po' di più, lo so perché insomma ho la fortuna di... È anche quello che ha cominciato per ultimo, quindi comunque ci vuole un certo tempo prima di mettersi a regime, questo come dire anche nelle migliori condizioni. Federconsumatori concorda su questi dati? Sì, concordo su questi dati e io sarei un po' più cauto rispetto al dato che viene comunicato con enfasi, perché il 39% del lotto sud con 94.000 abitanti è fermo come dato da un anno, quindi complimenti per aver mantenuto nell'ultimo anno il 39%. Quindi lei lo corregge dal 40 al 39? 39 è uno, il dato ufficiale del Comune di che Catania. È buono, molto alto, altrettanto, sì, però conferma quanto abbiamo anche già detto qui in trasmissione con lei, dottor Cocuzza, che una buona raccolta differenziata porta a porta si può fare per comunità non più grandi di 50.000 abitanti. Il dato ce lo conferma il Lotto Nord, che con 64.000 abitanti si attesta già al 55%. Che dice lei? Che se i cittadini ci danno una mano il numero lo possiamo fare salire. Noi nell'ultimo mese, nelle ultime settimane abbiamo visto numeri anche intorno al 42%, quindi siamo grosso modo su quell'ordine di grandezza, ci sono delle oscillazioni da quando siamo arrivati a questo primo obiettivo. È ovvio che dobbiamo andare molto più avanti, ma abbiamo bisogno che le persone ci mettano un po' più di impegno, onestamente. A proposito di persone, la zona più, quella sud è quella più invasa di micro discariche, ora qualcuna cominciamo a vederla. Parliamo di San Giorgio, Librino, paesi alla periferia di Catania, e lì come... Anche se lì ho visto le immagini che in realtà erano dell'Otto Centro, non erano dell'Otto Sud, perché ho visto le divise degli operatori. Però vabbè, diciamo che non cambia la musica, assolutamente. Quindi? Quindi il problema appunto è quello, quando dicevo il discorso dei cittadini. cittadini. Quello che ha fatto il lancio dall'auto. Sì, ce ne sono parecchi che hanno questo tipo di abitudine, devo dire, anche da altre parti, non soltanto da noi. Però, ad Acireale il sindaco ha visto... prende la multa e addirittura sequestra la macchina, abbiamo fatto un servizio su questo. Questa dico, va al di fuori del nostro ambito perché noi ci limitiamo a fare un altro tipo di cosa, però non credo che sia una cosa sbagliata onestamente, cioè dare un deterrente. Ecco, voi di una come certa consistenza. Ecocar non avete un ruolo amministrativo, avete un compito tecnico, diciamo. Esattamente qual è? Quello di fornire i servizi di igiene urbana, quindi raccogliere i rifiuti con il sistema porta a porta, e poi la pulizia del territorio, i servizi di spazzamento, qualche altra cosa di accessorio. Ma noi di fatto in questo momento, in realtà di fatto da quando abbiamo iniziato, è come se servizi ne facessimo due, perché noi abbiamo un servizio porta a porta da rendere, che è quello che rendiamo, e in più abbiamo una quota consistente di rifiuti che raccogliamo per terra sul territorio
che è una cosa che somiglia molto a fare la raccolta stradale che si faceva negli appalti precedenti. In Che realtà non dovreste fare, questo no, mi sta se dicendo. non in una misura molto residuale. Molto residuale. Invece, Certo. ecco, voi su questo come commentate? Noi commentiamo col fatto che il coinvolgimento del cittadino sta alla base di tutto. La raccolta differenziata, sin da quando è iniziata nel comune di Catania, è stata come imposta. Non c'è stato un coinvolgimento e un percorso di informazione e formazione del cittadino atto a poi ottenere un buon conferimento. Che cosa è mancato? È mancata la formazione. Imposta, vuol dire che da un giorno all'altro abbiamo tolto i cassonetti, è stato fatto un po' di terrorismo, è stata elevata qualche multa, ma il cittadino non è stato mai messo al centro delle scelte. E che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuta fare informazione adeguata, coinvolgendo le associazioni cittadine, sono tantissime, partendo dalle parrocche, chiamando i cittadini, gli amministratori di condominio, che sono latitanti in questo percorso formativo del cittadino. E poi è mancata sempre una cosa molto importante nella comunicazione. Il fatto di conferire in maniera corretta le porzioni di differenziata ci porterà, tolti i costi iniziali di investimento delle società che gestiscono il servizio, ad un immancabile ribasso della tassa sui rifiuti. Sono strettamente correlati. Il dato che fornisce il dottor Diana del 40% di indifferenziata è tutta roba che va a finire in discarica, perché le porzioni differenziate vanno in filiera per costruire nuove materie prime. La porzione indifferenziata va in discarica e conosciamo i costi a tonnellata, che sono arrivati a 380 euro per ogni tonnellata conferita, addirittura 440 perché la spediamo all'estero per essere incenerita. Se il cittadino fosse adeguatamente informato e formato che il criterio di pagare meno, pagare tutti, risulta vincente, sicuramente sarebbe la svolta. E anche detta banalmente, se ci fosse questa differenziata diffusa a questo livello, non si può non abbassare Qual è il problema e come risolverlo? Il problema sono i centri comunali di raccolta e le isole ecologiche che devono essere messi in campo. Il PNRR per Catania, cioè i progetti del PNR su Catania prevedevano 8 isole. Vediamo queste due cose, uno è? Il CCR, che è il centro comunale di raccolta. CCR. Centro comunale di raccolta, le mega isole strutturate con il personale. Ci sono o non ci sono? Ce ne sono due. Ce ne sono 2 su 8 previste. Perché ecco, le altre sono... Scusi, come? È perché il comune deve metterci a disposizione le strutture, noi le abbiamo chieste a gran voce più di una volta, anche perché proprio nell'Otto Sud non ne abbiamo nemmeno una. Ce n'è una nell'Otto Nord, che è Viale Tirreno, che è la più antica, anche la più grande. Allora, mancano 6 centri di raccolta. L'altra cosa? Le isole ecologiche. Le isole ecologiche. Sì. Che sono le isole ecologiche? Sono dei luoghi dove conferire e distribuiti sui più piccole, addirittura automatizzate, sono previste sul PON Metro, c'è il progetto 4 isole ecologiche intelligenti col PON Metro, quindi finanziate da progetti europei, in aree ben definite del territorio. Ci sono queste, dottor Diana? Ci sono le isole? No, ma queste non fanno parte di quello che è un altro investimento che non è previsto. E tra l'altro, no, sono lì messi a finanziamento. Tra l'altro fatte in maniera intelligente, senza personale, totalmente automatizzate. Io arrivo con la mia brava card, mi si apre la pattumiera dove devo conferire la mia porzione differenziata o la pesata, richiudo, sulla card mi viene caricato il peso per arrivare alla tariffa puntuale, che è un'evoluzione del pagamento della tassa di riferimento. Oddio, però molto spesso capita che si va a conferire non nell'isola ma nei centri di raccolta, e i centri di raccolta sono impossibilitati a ricevere perché le discariche o comunque i centri di raccolta che vanno a smaltire non possono più recepire altra spazzatura. C'è anche un altro problema. L'indifferenziata, esattamente. Però abbiamo parlato, mancano 6 centri di raccolta, le isole ecologiche. L'ultima domanda telegrafica, però non possono farvela. I turisti dicono Catania, I love Catania, ma è sporca. Catania è sporca. È molto sporca. Non c'è dubbio, ma il rifiuto non è che si forma da solo, qualcuno lo mette dove non dovrebbe metterlo. Se viene separato correttamente, noi possiamo intercettarlo nella maniera corretta. Se questo non viene fatto, è ovvio che poi c'è questo tipo di aspetto anche percettivo. Sicuramente, però manca lo scatto di orgoglio.
Lo Stato? Manca uno scatto di orgoglio. Scatto di orgoglio. Manca la volontà di comprendere, ok, che il bene comune è un bene di tutti e io devo mettere e cominciare a fare la mia parte. Ecco perché possono essere molto utili le campagne. Sì, ma io vorrei dire che noi per esempio abbiamo anche le guardie ambientali che girano. Se io le faccio vedere le fotografie fatte all'inizio del turno, quando ci sono i cumuli per terra, e alla fine del turno, quando ci sono ancora dei cumuli per terra, perché le persone che arrivano per buttare il sacchetto dove capita e alle quali le guardie ecologiche dicono guardi non si può fare, non si deve fare così, rispondono spesso in maniera poco garbata, quindi in quel caso il problema non è non so cosa devo fare, è che non lo voglio fare. Il che datecene queste fotografie, le mandiamo in onda, ce le fate bene. Intanto grazie, naturalmente non è che chiudiamo qua l'argomento, è sempre aperto, vista la situazione che c'è. Comunque grazie a Benedetto Liana, referente di Ecocar, Salvo Nicosia, presidente di Federconsumatori Catania. Breve pausa, poi parleremo di alimentazione e dei problemi di chi non è in perfetta salute. Cominceremo dalla celiachia. State con noi, a dopo e grazie ancora. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di lunedì estiva sul territorio, anche se sarà possibile un po' di variabilità, specie sull'Appennino settentrionale e su quello meridionale con deboli fenomeni. Sulla Sicilia tanto sole, sarà quindi una giornata estiva, cielo sereno e terso con ventilazione debole su gran parte del territorio, sostenuta solo sul mare di Sicilia. Temperature massime diurne che arriveranno a toccare punte di 36 gradi nelle ore centrali della giornata. Non cambia poi lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, quando l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica su tutta la regione. Avremo ancora una volta tanto sole in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cielo sereno e terso. Temperature massime senza particolari variazioni, caldo sì ma senza eccessi. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Catania e Siracusa saranno le più calde oggi, con massime di 34 gradi ciascuno. Adesso, dunque, sono le 8:22 ed è il momento di parlare di celiachia. Lo vogliamo fare con il dottor Vincenzo Provenzano, che è in collegamento con noi. Lui è il presidente della Società Italiana Metabolismo, Diete e Obesità. Buongiorno e benvenuto. Presidente Provenzano, allora, più o meno questo l'abbiamo capito un po' tutti, chi ha la celiachia è intollerante al glutine, giusto? Da dove viene questo glutine? Che cos'è? Quali cibi non possono mangiare chi è ammalato o chi soffre di celiachia, insomma? C'è forse un problema. Non mi sente? Forse non se, lo dico io, e soprattutto grano, soprattutto, no? Quindi mangiare pasta, pizza, pane. Vabbè, però io... Ecco, dovrebbe ricominciare a dirci che significa essere celiaci, che significa avere intolleranza al glutine. Significa avere una patologia purtroppo che incide intanto nell'1%, quindi cifre enormi della popolazione italiana, della quale sono coscienti soltanto il 30% della popolazione, quindi c'è un 70% di popolazione che è affetta da celiachia ma che non sa di esserla. E come si manifesta? Dottore, come si manifesta? Sì, bene. La celiachia è una malattia, potremmo dire, infiammatoria a livello dell'apparato digerente, che nella maniera classica alcuni anni fa si manifestava con la cosiddetta sprue, diarrea profusa, dimagrimento, vomito, eccetera. Invece adesso purtroppo è molto più, potremmo dire, insidiosa, nel senso che i sintomi spesso della celiachia sono l'ipostaturalismo, quindi i bambini non crescono, la alterazione tutto quello che riguarda il ciclo mestruale dal punto di vista del flusso, ma anche dal punto di vista della capacità di rigenerare, quindi i soggetti con celiaci hanno grossissime difficoltà a poter procreare. Hanno tutta una serie di disturbi, uno dei più frequenti dei quali per esempio sono le anemie croniche
anemie ferroprive croniche, quindi questi pazienti fanno ferro senza in realtà avere grandi giovamenti. Quindi le altre problematiche riguardano le turbe a livello dell'apparato osteoarticolare, nel senso della mineralizzazione, quindi osteoporosi, ma nel senso anche della matrice proteica, osteopenia. Quindi sono, diciamo, problemi abbastanza seri. L'ultimo più importante forse dei quali è che è una celiachia non curata, quindi questa infiammazione cronica a livello della parete intestinale che ne comporta l'assottigliamento dei villi, quindi con fenomeni di malassorbimento, ma questa infiammazione cronica predispone ad altre malattie sia di tipo endocrino, pare che la celiachia sia la porta del diabete mellito 1 o di altre malattie autoimmuni, ma anche di malattie neoplastiche, vedi per esempio il linfoma intestinale. Ma la celiachia, mi scusi, si può curare o no? Perché non è chiarissimo questo. La celiachia può essere curata? Certo che può essere curata, essendo un'intolleranza ai prodotti del glutine. Il glutine è una proteina che deriva dalla farina di frumento. Basta escludere dall'alimentazione questo tipo di alimento, quindi la farina, potremmo dire, ecco, in maniera molto semplice, il che si può fare oggi o con alimenti naturalmente privi di glutine, possono essere per esempio il mais o il riso, o prodotti che sono già prodotti dall'industria diciamo farmaceutica, prodotti privi di glutine. Lo Stato dà un assegno di circa 90 euro al mese per ogni paziente affetto da celiachia. Questo già basta per escludere diciamo, la sintomatologia. Bisogna stare attenti, in questo senso il Parlamento si sta esprimendo con i nuovi decreti legge, anche stare attenti ai prodotti che sono contaminati di glutine. In questo senso il Parlamento sta cercando di, appunto, con i 3 disegni di legge che noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di discutere in Senato, sta cercando di selezionare ancora meglio e di più tutto quello che riguarda l'alimentazione dei bambini o bambine E purtroppo la connessione con il presidente Provenzano, presidente della Società Italiana Metabolismo, Diete e Obesità, è stato molto difficile. Siamo riusciti a cogliere alcune cose, ma non possiamo completarle qui. Lo risentiremo prossimamente. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci ritroviamo con altre storie e anche con collegamenti meno complicati. State con noi, buongiorno Sicilia. Notte a 30 introduce la dottoressa Demetra Salemi, la nostra nutrizionista. Oggi parleremo, ci dispiace per i celiaci che stavano tentando di seguire le nostre conversazioni, perché parleremo di cibo integrale e molto di farine. Che cosa vuol dire integrale, a proposito del cibo naturalmente? Beh, intanto partiamo ovviamente dalla definizione di farina in generale, che è il prodotto della lavorazione del grano tenero. A seconda della sua lavorazione avremo una farina integrale e una farina non integrale, ovvero conosciuta con il nome di farina bianca. La farina integrale mantiene tutte le componenti del grano, in particolare germe, crusca ed endosperma, e quindi è quella più nutriente, contiene tutte le parti più nutrienti, a differenza invece della farina bianca, che invece viene privata proprio del germe e della crusca e quindi ovviamente perderà le parti più nutrienti. Questo avviene sicuramente per diciamo un motivo di lavorazione, nel senso che le farine bianche sono sicuramente più semplici poi da lavorare per i vari prodotti. Ma perché per anni noi abbiamo sostanzialmente ignorato le farine integrali? Perché? Beh, per ragioni economiche? Per ragioni... Addirittura in passato la farina integrale era considerata la farina dei poveri, proprio per via del suo colore scuro e anche del gusto che diciamo di solito è meno apprezzato rispetto a quello della farina bianca. La farina bianca, oltre ad essere di solito più apprezzata, è proprio più semplice da lavorare. Basti fare il confronto tra un pane integrale e un pane non integrale, ci possiamo accorgere come il pane integrale sia molto più compatto, diciamo, rispetto al pane comune. Quindi sicuramente le ragioni sono: uno, in termini di gusto, in termini economici sicuramente, perché è più economico lavorare appunto la farina bianca. Torniamo indietro e vediamo le tipologie della farina. Ricominciamo da capo, lei
per modo di dire, naturalmente la dottoressa Salemi ci permetterà, vediamo un po' le tipologie delle farine, se c'è qua uno cartello. Allora, lei ci aiuti a commentare. Sì, intanto ovviamente la farina bianca, che comprende la farina 00, la farina 0, la farina di tipo 1 e la 2, e poi abbiamo la farina integrale. E fra di loro queste qui si distinguono dai processi di lavorazione, dalle proprietà nutritive. Detto in maniera molto semplice, la farina 00 è la più lavorata, quindi è quella meno nutriente, la farina 2 è quella, la farina 00 è la più lavorata, quella di tipo 2 è la meno lavorata, tant'è vero che la farina di tipo 2 è detta semi-integrale per questo motivo. Quindi proprio la numerazione è in ordine decrescente, quindi se la 00 è privata di più componenti, la 0 sarà privata di meno componenti e così via, fino appunto ad avere la farina integrale, che ormai abbiamo capito è costituita appunto da tutte le componenti, per questo è detta integrale. E noi torniamo a quella bianca invece, non per farle un dispetto, ma perché ce l'abbiamo in ordine così. È fondamentale poi per capire effettivamente quali sono le proprietà della farina integrale. Vediamo quella bianca, eccola qua. Beh, la farina bianca. Scusi, io leggo quello che c'è nel cartello, perché ci sono un sacco di cose scritte, è sottoposta a un processo di raffinazione che porta all'eliminazione delle componenti più nutrienti, quello che diceva prima, minore contenuto di vitamine, sali minerali, fibre. Contiene quasi esclusivamente amido e proteine, buone però le proteine, no? Assolutamente. Diverse tipologie, 0, 0, 0, l'abbiamo detto 1, 2, la farina bianca è più facile da lavorare, un po' da masochisti quella bianca allora, scusi, perché se uno, se tutte le cose migliori stanno in quella integrale, perché uno... Beh, ormai abbiamo capito che un'alimentazione deve essere equilibrata, quindi spesso mi chiedono: posso mangiare alimenti a base di farina bianca? La risposta è sicuramente possono essere mangiate. Le linee guida suggeriscono di mangiare più alimenti integrali, ma ciò non significa che non possano essere mangiate. Mi spiego meglio: abbiamo detto che la farina bianca, ok, è meno integrale, meno appunto contiene un minor quantitativo di fibre, insomma, ma possiamo tranquillamente abbinare un alimento a base di farina bianca appunto a un alimento ricco in fibre. Classico esempio: pasta e ceci, per esempio. In questo modo appunto diciamo avremo più o meno le stesse proprietà proprio di un piatto contenente appunto la farina integrale. Quindi questa è una cosa importante, capire come tutto possa essere mangiato. Un mix quasi. Esattamente. Quindi se la farina integrale non piace, magari comunque si può diciamo bypassare un po' questo problema aumentando l'apporto di verdure, di alimenti contenenti in fibre. E siamo arrivati al cartello delle farine integrali. Vengono mantenute tutte le componenti del cereale, più fibre, più vitamine B e A, acidi grassi poliinsatori, omega 3. Omega 3. Questi fanno bene, quelli che stanno nel pesce, no? Beh sì, sono presenti anche nel pesce. Minerali come ferro, calcio, selenio, magnesio. Ecco, allora, questo è il paradiso, la farina integrale, giusto? Però leggiamo l'ultimo puntino. Ecco, qual è il però? Negli alimenti integrali possono essere presenti questi fitati, che sono detti... Fitati sono detti antinutrienti proprio perché la loro presenza la loro presenza va a diminuire l'assorbimento di alcuni sali, tra cui ferro, calcio, magnesio. Quindi anche in questo caso la domanda può essere: beh, allora se gli alimenti integrali contengono i fitati, allora non li mangio. Anche in questo caso bisogna sempre riflettere e contestualizzare. Non solo, ma poi ci sono i pro e i contro delle fibre. Perché qui vediamo che la fibra, che è un elemento essenziale della farina integrale, aumenta sì il senso di sazietà, ha un'azione antinfiammatoria, migliora la salute della flora intestinale, contrasta la stitichezza, i picchi glicemici, riduce i livelli di colesterolo. Però eccoli qua, i fitati, questi sono pericolosi, questi dobbiamo guardarci dai fitati. Che fanno i fitati? Vanno ad inibire l'assorbimento di alcuni sali minerali, abbiamo detto, quindi calcio, magnesio, selene e così via. E dunque, come fare? Ovviamente abbiamo detto che l'alimento invece non integrale non presenta questi fitati, gli alimenti integrali sì. Ovviamente
bisogna contestualizzare, nel senso che innanzitutto questi fitati vanno ad inibire l'assorbimento in quel pasto specifico, quindi nel resto della giornata non è che continuano a inibire l'assorbimento di altri. Poi bisogna anche vedere il quantitativo, la grammatura del pasto totale, quindi in dosi diciamo standard, generiche, non dovrebbero esserci problemi per questi fitati. Quindi, ma questi fitati dove sono? Non è che sono sparsi per la casa, uno dice adesso ci sono i fitati in giro, dove li trovo? Proprio nella farina, e quindi ovviamente o meglio in alcune componenti, nelle componenti più esterne, che nella farina bianca venivano eliminate, nella farina integrale invece... No, ma pensavo, ma esiste una farina integrale senza i fitati? Voglio dire, non si trova. No, quindi però, attenzione! Ci ha reso inquieti questi fitati. Esatto, non bisogna avere paura, perché abbiamo detto che in quantitativi normali non succede nulla, o comunque anche se va ad inibire in quel singolo passo, abbiamo tutta una giornata per poter recuperare con gli altri sali minerali. Quindi pochi e fitati, come si dice, no? Pochi fitati, no, pochi fitati, no? È giusto. Questo è importante perché è uno dei motivi per cui magari una cattiva informazione possa portare a credere allora che non bisogna mangiare questi alimenti, quindi ricordiamo sempre che bisogna contestualizzare. Poi ci sono i finti integrali, e qua casca l'asino. Attenzione ai finti integrali. E come fa uno a sapere quali sono i finti integrali? Qui dice controllare sempre la lista, ci deve essere scritto. Non farsi ingannare da scritte come integrale. Perché magari in prima pagina compare la scritta integrale, ricca di fibre, però se poi andiamo a consultare la tabella degli ingredienti non noteremo farina integrale, ma noteremo altre diciture come farina di frumento, puntini, crusca, cruschello e così via. Quindi è un finto integrale. Esattamente. Allora bisogna mettersi al supermercato o al mercato a leggere bene, no? Magari lo facciamo la prima volta, 2 volte, una volta che individuiamo la nostra marca di riferimento, magari sappiamo che quella fa un vero integrale e quindi andiamo a scegliere sempre quella. Non posso confidare che è venuto un leggero appetito sentendola parlare. Però bisogna capire se è integrale questo appetito oppure no. Io voglio dire un po'. Quindi cosa ci suggerisce oggi a pranzo? Diamo un suggerimento agli ascoltatori con cibi integrali e andiamo lisci così, tranquilli. Possiamo tranquillamente optare per una bella fetta di pane integrale tostato accompagnata ad un'insalata caprese, quindi una mozzarella e del pomodoro, e abbiamo un bel pasto fresco, estivo e bilanciato, dove abbiamo tutto, quindi abbiamo i carboidrati, abbiamo le nostre proteine, i grassi e le nostre fibre. Non sbaglia un colpo, la dottoressa Demetra, mamma mia, è fantastica. Grazie Demetra Salemi, la nostra nutrizionista. Tornerà la prossima volta a assaggiare l'argomento? Non ci sarò lunedì prossimo, questo era il mio ultimo episodio. Ma l'aspettiamo comunque, se non sarà lunedì sarà qualche altro giorno. Grazie e torni presto comunque. Prepariamo, Angelo, questi tosti, questo pane integrale tostato con un po' di robetta sopra. E intanto ci facciamo 2 risate con il promo di Insieme e ringraziamo ancora la dottoressa Salemi. Grazie, a presto. State con noi, buongiorno Sicilia. Vi state divertendo? Perché ve lo chiedo? Perché non si può sapere mai. Nel senso che noi viviamo con questo tormentone, non si può sapere mai. La Sicilia è stata una terra che è stata, diciamo, invasa, ci sono state svariate incursioni, quindi la gente è cresciuta con questa cosa. Che succede domani? Non lo so, non si può sapere mai. Quindi io vi dico, rientrate a casa prima del tempo, avvisate la moglie, non si può sapere mai. Si sono sfasciate le migliori famiglie, ve lo dico per esperienza. Una volta sono rientrato a casa prima del tempo e ho trovato mia moglie con mia suocera, che poi non ho capito perché mia suocera ce l'ha con me, che l'altra volta a Pasqua è venuta a casa mia 3 giorni di pioggia, 3 giorni davanti alla finestra, al terzo giorno ho detto dai entra. Ma perché non si può sapere mai, non per la pensione, per le proprietà. Io dico, noi viviamo con questa cosa perché mio nonno mi diceva io non pago le tasse, perché non si può sapere mai. Ho detto nonno, ma non si può sapere mai di cosa? Dice, metti che fallisce l'agenzia delle entrate, un sparagnavo un sacchino di piccioli io. Ho detto nonno, ma l'agenzia delle entrate non può fallire. Cioè, ma manco posso fallire io. Noi abbiamo proverbi come cu paga prima, mangiapisce
fetuosi, che è una sorta di prima accertiamoci che non si può sapere mai. Io quest'anno ho visto una scena a Mondello in spiaggia, è arrivato un signore e ha detto scusi, posso avere un piatto di polpo bollito? Prego. Quanto pago? Tu non sei di qua. Cosa? Tu non sei di qua, dove sei? Sono di Milano, allora? Ah, per questo vuoi pagare. Da noi non si usa così. Guarda. Totò, che è? Te lo sei mangiato il polpo? Ma lo sto mangiando. Hai pagato? No. Ma perché? Perché io prima me lo mangio, se mi piace domani te lo pago, se no per affare un tuo culo. Totò, scusa, e io così come campo? Con i milanesi, allora perché li facciamo venire a Palermo? Non si può sapere mai. Noi abbiamo questo modo di vivere che non si può sapere mai. Io me lo ricordo che quando ero ragazzino, se avevo un taglietto, mia madre cominciava a disinfettare a tipo carta vetrata perché non si può sapere mai. Mi faceva lei le scoriazioni, avevo più paura io di mia madre che ad attraversare via della regione siciliana a piedi. E mia madre disinfettava perché non si può sapere mai. Qua c'ho 5 punti. Una volta mi sono spaccato la mano, lei mi fa, che cosa c'hai nella mano? No, niente, mamma, a posto. Cosa c'hai nella mano? No, niente, mi appunto una zanzara. E lei disinfettata? No, volò. Noi giochiamo il Superenalotto non perché siamo convinti di vincere, ma perché non si può sapere mai. Un amico mio ludopatico litiga con la moglie. Lei gli dice, certe cose si sanno, noi perdiamo sempre, ma perché devi giocare? E lui, perché non si può sapere mai, e comunque tu, se stamattina sei andato a fare la spesa è perché io gioco a poker, tu se stamattina hai messo benzina è perché io gioco a poker, e se noi fino a ieri avevamo questa casa è perché io gioco a poker. Papà, ma noi abbiamo questa casa, te li giochi 10 euro. Mio nonno comprava le cose a cash, no a chili, le comprava a cash. Dicevo, nonno, scusa, non ti preoccupare, la salsa, quella che rimane la mettiamo nelle bottiglie e ce la conserviamo, non si può sapere mai. Una cassa di melanzane, diciamo, nonno, ma perché? Perché quello che rimane lo mettiamo nelle bornie, facciamo la caponata, la conserviamo, non si può sapere. Che io sono cresciuto con questo, non si può sapere, non si può sapere, non si può sapere, non si può sapere, non si può sapere mai. Ho detto, non si può sapere mai di chi? Ma che cosa deve succedere? Una pandemia, una guerra? In che aveva ragione mio nonno. Quindi, in buona sostanza, vuol dire che il nostro non si può sapere mai è una sorta di cogli l'attimo, perché oggi ci siamo e domani chi lo sa. Oggi ci siete e domani chi lo sa. Per cui se volete fare l'applauso più bello del mondo, togliete le mani che avete messo lì per fare gli scongiuri e fatelo, perché non si può sapere mai. Stefano Piazza, ma prendi l'applauso della gente di Sicilia che tu racconti così bene. Stefano Piazza e gli altri di Insieme Show saranno alle 23 qui da noi, da non perdere. C'è un aggiornamento purtroppo non lieto, tutt'altro, perché si è aggravato il bilancio dell'incidente stradale con cui abbiamo aperto il programma sulla Caltanissetta Gela all'altezza del viadotto Capodarso, e ci sono 3 vittime adesso, oltre alle 2 di cui abbiamo già parlato. È morta purtroppo anche una giovane che era stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia. 3 morti dunque per uno scontro fra 3 macchine sulla Caltanissetta Gela. Angelo, abbiamo notizie dei quotidiani? Sì, abbiamo brutte notizie, perché, e purtroppo dobbiamo la mappa dei rincari, corsa della benzina. E da oggi ai distributori di listini trasparenti, alimentari record, le stangate su trasporti e vacanze. Questo è quello che dicono stamattina, lo dice il Corriere, per essere precisi. Prodotti alimentari e bevande sono aumentate dell'11%, l'abitazione, acqua del 10,1%, i servizi di ricezione, ristoranti del 7,6%. Insomma, aumenta davvero tutto. E poi l'inflazione abbiamo detto che era più o meno intorno a 6, 5, 6, invece gli aumenti sono quasi il doppio. Sono tantissime. E poi guarda, la variazione dei salari reali dal 31 marzo al 31 marzo in un anno, cioè dal 2022 al 2023, in Italia sono scesi 7,3%, perché praticamente si riduce il potere di acquisto chiaramente per le persone.
E poi c'è il presidente della Banca Europea, della BCE, Lagarde, che dice le critiche dei leader europei come banchiere centrale ho la pelle dura e quindi beata Issa, però va avanti per la sua strada e la situazione non è per niente semplice, assolutamente. E poi parliamo di evasione fiscale, perché su Repubblica stamattina scrivono che con le modifiche al PNRR 15 miliardi di tasse non recuperate. Tra gli obiettivi appena tagliati dall'esecutivo nella revisione proprio del piano, la riduzione del tax gap dal 18 al 15%. Il governo non indica chiare misure alternative e mette in salita il prossimo confronto con la Commissione europea. Insomma, ci perdiamo tantissimo con questa riforma, diciamo, del PNRR. Poi ancora vediamo un po' di leggere la generazione G, i ragazzi Bella di Giffoni, i volti, le voci, un'idea di futuro, una bella lì c'era quella ragazza che ha detto di avere paura, cioè l'eco-ansia, l'eco-angoscia, giusto? E il bilancio dell'edizione che si è chiusa sabato, con tutte le storie dei giovani entrati come giurati e cresciuti poi nel festival e rimasti a lavorare nell'officina comunità. Stamattina c'è una notizia che riguarda la TV e vediamo di poterla mostrare a tutti, perché ci sono novità in arrivo per il Grande Fratello. Ma quante pagine e io ho tantissime pagine, stamattina sono più di 100. Più di 100 pagine. Le legge tutte, da cima a fondo. Buoni amici, il Grande Fratello me l'ha chiesto per Silvio, opinionista al reality, arricchisco le mie competenze e non lascio il TG5, quindi è una cosa nuova. Lei è bravissima conduttrice del TG5, veramente una delle migliori secondo me. E farà, diciamo, la opinionista al prossimo grande Fratello. Questa è un'altra delle novità. Non possiamo non parlare del fenomeno Barbie, la diva del momento. C'è il talento di Margot, non solo Barbie, trasformista, produttrice, star no social, dal debutto con Scorsese agli Oscar sfiorati, la consacrazione dell'attrice. Come si chiama lei? Australiana, lei Margot, eccola Robbie. Qui, Margot Robbie. Ha 33 anni ed è no social, ci fate caso, vedete? Cioè, ci sono i social, quelli che sono ultra social, e ci sono quelli che invece ancora oggi resistono. Qualche notizia un po' più seria, diciamo, che riguarda più che altro il conflitto in Ucraina, perché come abbiamo già sottolineato e evidenziato, adesso la guerra arriva proprio anche in Russia lanciano dei droni, ma anche in Crimea lanciano dei droni gli ucraini. Vediamo un po'. Vediamo un po' di poter leggere, perché stamattina, come detto, le pagine sono tantissime, quindi cerchiamo di arrivare a quella che volevi a quella che volevo leggere, più che altro, perché la situazione è davvero complicata, nel senso, voglio dire, che questo conflitto che si allarga. Lì ce n'è uno lì un attimino, vediamo due droni nel centro di Mosca. Vediamo un attimino vai tu. Vediamo se riusciamo a leggerla, questa dei droni. Io non riesco a vederla, probabilmente. È lì, in alto a sinistra. Guarda, eccola qui. Due droni al centro di Mosca, era quella che volevo proprio fare vedere. La guerra sta arrivando in Russia. Zelensky dice è un processo inevitabile. Vertice per la pace, però senza gli invasori. Senza la Russia non ha nessun senso. E che vertice è? Non si può fare questo vertice. Insensato. Comunque è interessantissimo il fatto che questa controffensiva, che gli americani sostengono essere in pieno svolgimento, poi ancora non si è capito in che cosa consiste, però si è visto che ci sono dei droni che arrivano a Mosca, che vengono puntualmente respinti naturalmente. Esattamente. E poi c'è una brutta storia, una storia di cronaca. Sofia, l'ex, l'aspettava nell'armadio, pensava tornasse con un uomo. Il killer 23enne aveva rubato le chiavi di casa, il giallo del suo telefono sparito. L'ultima lite, i due avrebbero discusso venerdì sera nell'appartamento della ragazza. Come si fa? E questo è quanto accaduto, perché la ragazza ha 20 anni e lui ne ha 23, entrambi di Cologno Monzese, erano stati insieme circa 3 anni. La serata in discoteca e poi le coltellate. Lei lo voleva lasciare, di solito è così, no? Cioè, è sua proprietà e allora l'ammazza. Ma
vi rendete conto? Questa è una bruttissima storia di dice cronaca. Zaccaria, irascibile ossessivo, si infuriava per uno sguardo, ma pensa un po'. E per questo lei insomma aveva deciso insomma, di lasciarlo, però Sanamente di lasciare. Va bene, grazie Angelo, come al solito puntualissimo con un sacco di notizie, ti districhi molto bene fra 100 quotidiani. Lo sai che, aspetta, oggi che giorno è? Mi sono dimenticato. Oggi è il 31 luglio. Allora, il 31 luglio del 1498 Cristoforo Colombo non ha scoperto soltanto l'America, ma 6 anni dopo il suo primo approdo nel nuovo continente è sbarcato per la prima volta sull'isola di Trinidad. Allora, il 31 luglio del 1790 venne depositato il primo brevetto della storia degli Stati Uniti, che non era un'invenzione, ma un composto chimico, il carbonato di potassio. Hai capito? Questo è quello che ci racconta la storia. 31 luglio 1856 viene fondata Christchurch, che è la prima città della Nuova Zelanda. Invece il 31 luglio del 1919 nasceva Primo Levi, chimico, scrittore che sarà stata una delle testimonianze più drammatiche e dolorose della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento durante il nazifascismo, e giustamente il suo "Se questo è un uomo", leggetelo se non l'avete letto, è diventato una pietra miliare della nostra letteratura. Se questo è un uomo, Primo Levi. Poi ancora devo leggere questo, l'anno dopo, nel 1920, nasceva la grande Franca Valeri, fantastica, che ha castigato per decenni con il suo umorismo tagliente la società borghese italiana del dopoguerra. Siamo nel 1928, Olimpiadi di Amsterdam, il 31 luglio la statunitense Elizabeth Robinson vince i 100 metri, è la prima gara femminile di atletica leggera della storia, 1928. E poi nel 1954 una compagnia di alpinisti italiani, Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacerdelli, conquistarono la vetta del K2. Stiamo vedendo l'immagine, la seconda montagna più alta del mondo. Furono i primi nella storia, per molto tempo quella montagna venne ribattezzata Vetta d'Italia o Vetta Italia. Il 31 luglio del 65 nei dintorni di Bristol è nata Joanne Rowling, la scrittrice che eccola qua, guardate lì, ha dato vita alla saga più importante di questo secolo, Harry Potter e la scuola magica di Hogwarts, e dopo 12 tentativi con altrettante case editrici ha trovato chi ha creduto nella sua storia. Pensate, non volevano pubblicarla 11 case editrici. Credo che quei 12 stiano mangiando le mani ancora oggi per non avere capito la portata del successo che il maghetto con gli occhiali avrebbe avuto. E ancora e poi a 2 anni dalla caduta del muro di Berlino, Gorbaciov e George Bush a Mosca il 31 luglio firmarono il trattato START, che metteva fine alla guerra fredda e poi limitava gli arsenali militari nucleari delle due superpotenze. Quindi siamo nel 91. Siamo nel 91. Allora, è lunedì, vogliamo lasciarci con un po' di energia e ci viene in aiuto il compleanno di uno dei più famosi DJ del mondo. Eccolo qua, vedete lui con il suo lavoro, Fatboy Slim, il ragazzo grasso e magro, nato il 31 luglio del 63 a Londra. Il suo successo comincia nella seconda metà degli anni 90, è il periodo d'oro della dance, ma continua anche oggi senza interruzioni. E allora ci lasciamo con le note di uno dei suoi pezzi più famosi, Praise You. A domani, grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia. A domani.